Da quando oltre 2 mesi fa è stata formalizzata la candidatura a presidente di Giovanni Manildo, il centrosinistra veneto marcia compatto verso le prossime elezioni regionali. Al momento è una marcia solitaria, senza avversari, vista l'assenza di un candidato nel centrodestra, ma soprattutto una marcia senza ancora una data del voto. Questo è molto grave, io chiedo a Zaia di indicare il giorno del voto intanto, cioè i veneti ancora non sanno quando andranno a votare e questo è un problema. Il centrosinistra ha già un candidato in campo da mesi che sta già battendo palmo a palmo la regione, un'espressione del territorio con una coalizione molto coesa. Il centrodestra sta ancora litigando. I problemi del centrodestra non riguardano né preoccupano il centrosinistra, ma si trasformano in problemi di tutti se diventano il motivo per cui si tarda a stabilire la data delle elezioni. È scorretto, e il problema è che loro antepongono gli interessi della loro coalizione a quelli dei cittadini e dei veneti, che invece hanno tutto il diritto di sapere quando si fa il voto e di saperlo anche velocemente, anche le forze politiche per potersi organizzare. Stiamo vedendo anche in questi giorni che le forze economiche, le categorie produttive del Veneto giustamente protestano perché rischiamo di andare di fronte ad un periodo in cui oltre al bilancio provvisorio si accompagna un'assenza di politiche che invece è necessaria per la nostra regione. A Venezia intanto il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha attaccato la gestione del Festival della Politica di Mestre. Io non mi ricordo di essere stato mai invitato, adesso ormai è tardi, non posso neanche più farlo, invitato a fare un dibattito serio, politico, al Festival della Politica. Mai? È una polemica che si basa sul nulla perché come adesso vi manderò la lista, è venuto tantissime volte, ha partecipato a molti incontri con l'ex ministro Orlando, col direttore Cerasa del Foglio un paio di volte, faccia a faccia col sindaco Nardella in piazza Ferretto, con tutti i sindaci veneti e poi ancora la presentazione dell'M9 fatta promossa dal festival, insomma sono tantissime le occasioni in cui il sindaco è stato presente, probabilmente ha perso un po' la memoria.